Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Comunale Annunziata di Castiadas Torres, match di cartello della 13ª giornata del campionato di eccellenza regionale. La formazione rossoblu allenata da mister Tortora vuole regalarsi un pomeriggio di grandi emozioni per cancellare la sconfitta interna di far avanzare tutta la propria batteria di saltatori. Riconosciamo Luigi Pinna e anche voi, i due centrali di difesa di mister Sebastiano Pinna. La mano alzata da parte di Cordedu a chiamare lo schema, il cross proprio verso Pinna, il pallone sotto porta, arriva il gol, ma la bandierina del secondo assistente si era alzata in maniera tempestiva. Tra l'altro Tore Pinna è a terra dolorante. Cordedu ed Agostino sul pallone, il fischio arbitrale, parte Cordedu, il pallone deviato in corner da parte di un giocatore in barriera. Si trattava di Fideli nel 9 reti subite da Castiadas e Torres nelle prime 12 giornate di questo campionato. Castiadas che è anche il secondo miglior attacco del torneo, alle spalle dello Stintino 29 reti realizzate, 25 invece per gli uomini di Sebastiano Pinna. Intanto seguiamo l'azione di Mesina e poi ci vuole un grande intervento da parte di Tore Pinna per alzare il pallone sopra la traversa, un lampo da parte di Mesina. Allora qui al Comunale Annunziata, mentre la Torres rimette in gioco con Casus, Arrizzo all'indietro per Piga, attenzione a Piga che rientra bene sul destro, vede la porta, diagonale insidiosa, arriva il gol, ma c'è la segnalazione da parte del primo assistente con Fideli che si era portato sotto porta, pronto alla deviazione, raccoglie poi Carboni, cambia gioco il Castiadas, il cross di Cordedu di prima intenzione, il pallone che si era abbassato pericolosamente a ridosso della traversa, poi termina fuori. Rossoblu che possono dunque provarci sulla situazione di calcio piazzato, attenzione a Minutolo, poi Fideli che devia alle spalle di Mereu, ma c'era ancora una volta la posizione di fuorigioco. Cordedu, attenzione al Castiadas, Cordedu guarda verso il centro, il cross, il pallone messo fuori poi da Casu, fidandosi come sempre sulla destra a Cordedu, un altro cross verso il centro, Pinna non riesce a controllare, poi Carrus si divora il gol del vantaggio per il Castiadas. Ingresso in campo, allora lo ripetiamo, di Scioni. Calcio d'angolo per il Castiadas, colpo di testa qui di Alessandro Pinna che ha cercato e trovato l'impatto con la sfera abbondantemente, però fuori alla destra della porta difesa da Pinna. Finisce qui allora il match tra Castiadas e Torres, reti bianche, 0-0 il punteggio al Comunale Annunziata.